Condanne a 6 anni complessivi di reclusione per bancarotta fraudolenta emesse questa mattina dal Tribunale di Udine, informazione collegiale, presidente Milocco, giudici Allatere, Missera e Turri, nei confronti di Nicola Rampazzo, 49 anni, di Gemona del Friuli, a cui sono stati inflitti 4 anni, e Oxmara Milagros González, 35 anni, di origine cubana, residente a Buia, condannata a 2 anni. Entrambi amministratori della società Colnic SRL, dichiarata insolvente il 5 giugno del 2023, secondo l'accusa rappresentata dal pubblico ministero Claudio Finocchiaro, i due avrebbero distratto, occultato o comunque dissipato somme per 27.000 euro circa tra gennaio 2017 e febbraio 2018, svuotando così le casse della società con operazioni preferenziali, oltre a violare le norme sulla tenuta dei libri e delle scritture contabili. La Colnic ha gestito per poco più di un anno il panificio pasticceria di Gemona di via Chiamparis, attività già dichiarata fallita a cavallo tra il 2015 e il 2016. A richiedere il ricorso alla liquidazione giudiziale nel 2023 erano stati una dozzina di ex dipendenti dell'azienda in periodi diversi per il mancato pagamento degli stipendi. La condanna più pesante per Rampazzo scaturisce dalla riunificazione, per il solo calcolo della pena, della condanna per il primo fallimento. Rampazzo è difeso dall'avvocato Gabriele Cianci, che ha annunciato ricorso in appello, considerando anche che da una certificazione contabile prodotta in sede di giudizio civile i conti della società, pur in grave dissesto, non superavano le soglie minime previste dalla legge per poter avviare la procedura di liquidazione giudiziale. Questa circostanza, secondo la difesa, non sarebbe stata tenuta presente dai giudici. Per Oxmara Milagros González, difesa dall'avvocato Lorenzo Rett, non è bastato far presente che si limitava alla sola firma per le operazioni contestate, senza esercitare un potere decisionale. Anche l'avvocato Rett ha annunciato ricorso in appello.